Allora, dietro l'altare principale, Padre Paolo, ci sono 8 cappelle che poi ci portano. Puoi raccontarci un attimino queste 8 cappelle e poi dove ci portano? Sì, fanno parte appunto del corridoio, del percorso che il pellegrino fa per arrivare poi alla cappella principale, che è la cappella delle reliquie. Sono cappelle dedicate ciascuna a un santo, da San Giuseppe, San Francesco, San Stanislao. Sono legate poi anche alle nazioni cosiddette degli studenti universitari, perché una volta ciascuna nazione, quindi ciascun gruppo di studenti stranieri, veniva qui al santo per svolgere le proprie devozioni e le proprie celebrazioni. E la più importante che andremo a vedere adesso è la Cappella delle Reliquie, che tra l'altro poi è l'ultima nata e costruita all'inizio del 1700. Allora, eccoci arrivati nella cappella più importante dietro l'altare principale della Basilica di Sant'Antonio. Vuoi raccontarcela, Padre Paolo? Sì, questa è l'ultima delle cappelle nate, è nata appunto alla fine del 1600 ed è stata inaugurata nel 1745, è stata costruita questa cappella delle reliquie proprio per fare in modo che le reliquie che prima erano conservate nella sacrestia fossero meglio esposte per i pellegrini e meglio ordinate. Quali sono le reliquie principali che sono qui dentro? Ovviamente c'è la reliquia più importante e più famosa al mondo rispetto a Sant'Antonio, che è la lingua di Sant'Antonio. Sopra la lingua troviamo poi il reliquiario del mento e sotto, l'ultima arrivata, è la reliquia delle corde vocali di Sant'Antonio, anzi dell'apparato vocale. Ed è molto importante questo miracolo perché è stato scoperto da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, quando appunto riaprendo la tomba di Sant'Antonio vede che si è conservata viva la lingua e da lì appunto è stata poi onorata, tra l'altro poi con il bellissimo reliquiario di Giuliano da Firenze. E troviamo poi insieme altre reliquie molto importanti della basilica, tra cui anche il bicchiere di vetro di Aleardino. Qui troviamo altre importanti reliquie di Sant'Antonio, che sono per esempio le sue 2 casse in cui è stato sepolto, la cassa più antica e la cassa dove poi San Bonaventura raccoglie le sue ossa, quello che a lui resta, e una reliquia a me molto cara, visibile, che è la tonaca di Sant'Antonio. Io ricordo nel 1981, quando è stata fatta la ricognizione, che era una specie di palla ovale, non era riconoscibile cosa fosse. Poi la pazienza e la perizia di una studiosa di tessuti antichi svizzera, a suon di acqua distillata e di pinzetta, ce l'ha tirata fuori quasi componendo un puzzle che era impaccato appunto dal 1263, quindi possiamo vedere anche come era vestito Sant'Antonio, e questa è anche una cosa molto, molto bella da un punto di vista affettivo. Il tutto è incorniciato in questo spettacolo di architettura barocca che è opera di Filippo Parodi, che era un discepolo del Bernini, quindi siamo anche collegati in qualche modo con il barocco romano. Qui è molto interessante perché appunto viene rappresentata la gloria di Sant'Antonio, questo Sant'Antonio che viene in qualche modo preso su da questo gruppo di angeli che lo fanno passare attraverso le porte del paradiso e a suon di musica, canti e danze lo portano su fino nella Trinità. È un barocco molto bello, è uno dei più bei barocchi italiani, tra l'altro non è molto pesante ed è estremamente elegante e godibile, appunto anche questo in onore di Sant'Antonio. Allora, dietro l'altare della Basilica, l'altare principale della Basilica del Santo, abbiamo appena visitato la Cappella delle Reliquie, ora siamo arrivati alla Cappella delle Benedizioni, Padre Paolo. Sì, è il terzo polo devoto più importante della Basilica, perché qui le persone vengono per chiedere una benedizione particolare sulle loro situazioni di difficoltà. E qui nei primi anni 80, del 1981 all'83, il pittore Pietro Annigoni ha dipinto e affrescato questo bellissimo crocifisso, l'ultimo arrivato in Basilica, circondato da 2 momenti della vita di Sant'Antonio. In realtà sono 2 momenti fallimentari.
uno a Rimini, quando Sant'Antonio, mentre stava predicando agli eretici, si ritrova che non lo ascoltano e allora a un certo punto dice: vabbè, se non mi ascoltate voi mi ascolteranno i pesci. Si gira verso il mare, comincia a predicare e i pesci vengono a frotte e lo ascoltano. L'altro episodio altrettanto famoso: Sant'Antonio poche settimane prima di morire viene mandato dai cittadini di Padova in missione a Verona presso il tiranno Zelino III da Romano per chiedergli la liberazione di alcuni prigionieri politici di Padova. Purtroppo Sant'Antonio ritorna con le pive nel sacco, ma l'anno successivo, dopo la morte di Sant'Antonio, questi prigionieri vengono liberati e i cittadini di Padova attribuiscono questo all'intervento miracoloso di Sant'Antonio. Allora, Padre Paolo, siamo arrivati finalmente all'altare principale della Basilica di Sant'Antonio. Qui ci sono molte cose da raccontare e da raccontare soprattutto ai nostri telespettatori. Sì, qui è il punto di arrivo del percorso del pellegrino, perché qui si celebra la Santa Messa, quindi l'incontro con il Signore Gesù. Alle nostre spalle cosa troviamo? Troviamo l'altare del Boito, che nel 1895 ha raccolto i bronzi di Donatello, i 30 bronzi di Donatello. È un altare estremamente importante, è un'opera unica al mondo e anche, diciamo, un punto di svolta nella storia dell'arte. Poi vedremo che Donatello anche è un personaggio che, nonostante la sua età e la sua fama di grandissimo geniale artista, riesce addirittura a fare un'evoluzione ulteriore. Come organizza i suoi bronzi Donatello? O meglio, come la committenza glieli chiede, che cosa gli chiede? A Donatello i frati e l'Arca del Santo chiedono più bronzi per rappresentare più cose. Anzitutto il grande crocifisso. È un'opera bellissima, di fatto non è un uomo torturato, ma è un atleta, diremmo un nuotatore messo in croce. È alto circa 1,80 m, pesa 120 kg di bronzo e ha un'anatomia perfetta. Qui siamo in pieno Rinascimento e Donatello stesso molto probabilmente va anche a capire come è strutturato il corpo umano presso l'Università di Medicina di Padova dell'epoca. Questo crocifisso inizialmente era pensato per essere al centro della basilica, poi viene spostato da varie parti e adesso opportunamente è qui sopra l'altare maggiore. Fanno da corona una serie di 6 santi, diciamo per come gossip cittadina potremmo dire 3 santi francescani e 3 santi padovani. I 3 santi padovani sono Santa Giustina, San Daniele, il primo vescovo San Prosdocimo, e i 3 santi francescani sono ovviamente San Francesco e Sant'Antonio, che sono accanto alla Vergine, e poi San Luigi dei Francesi, uno dei primi vescovi francescani. Al centro di questi santi c'è un altro grandissimo capolavoro di Donatello, che è la Vergine, e Donatello la rappresenta in una maniera originalissima, la prima volta nella storia che viene rappresentata in questo modo, cioè non la rappresenta in piedi come la Madonna Mora o seduta come la Vergine del Pilastro, ma la rappresenta nell'atto di alzarsi e di offrire al mondo il bambino Gesù. Gesù allora non è un bambino che appartiene a lei, ma è un bambino che è offerto. Lei come regina lo presenta al mondo, lei è una regina missionaria. E questa offerta che lei fa a nome di Gesù, poi Gesù la farà in prima persona immolandosi liberamente sulla croce. E molto opportunamente il Boito mette in asse il crocifisso e la Vergine proprio sopra l'altare, dove viene ripresentato il mistero della morte e resurrezione ancora prima dell'incarnazione, che viene ripresentato ogni volta che si celebra l'Eucaristia. Un'altra cosa che viene commissionata a Donatello sono 4 miracoli. 4 miracoli di Sant'Antonio che ripercorrono i percorsi che abbiamo visto nella cappella di Sant'Antonio stesso, cioè il santo che protegge la famiglia, il santo che
predica contro l'usura e quindi predica per la giustizia sociale e per il buon uso dei mezzi, predica per difendere i piccoli, soprattutto quelli che non possono parlare di fronte all'egoismo dei grandi, e predica anche per difendere la fede. Altre cose che vengono chieste a Donatello sono la rappresentazione dei 4 evangelisti e poi tutta una serie di angeli musicanti, danzanti che gioiscono attorno all'altare. E poi l'ultimo capolavoro di Donatello che vedremo dietro l'altare. Di fronte a questi capolavori potremmo farci questa domanda: ma come ragiona un genio? E come funziona un genio come Donatello? Beh, potremmo immaginarci una situazione di questo genere. Quando un artista nel passato lavorava per la Chiesa, non lavorava mai da solo, aveva sempre accanto a sé un teologo con cui dialogava, il teologo gli dava le dritte, le idee, poi l'artista in qualche modo le rielaborava per esprimerle al meglio. Quindi potremmo immaginarci di fronte a questo capolavoro che è il simbolo dell'Evangelista Giovanni, l'aquila di Giovanni, potremmo chiederci insieme appunto con Donatello, come rappresentare ciò che il teologo mi ha chiesto? Cosa gli avrà chiesto il teologo dell'epoca, un francescano? Gli avrà chiesto sicuramente di esprimere quest'idea, di esprimere la forza, la dinamicità del Vangelo, il fatto che è impossibile incasellarlo dentro delle idee, dentro dei concetti. Il messaggio evangelico è un qualcosa che viene, un'energia che viene a investirti, viene a sorreggerti, viene a ispirarti, quasi una forma di benevola esplosione che viene a darti vita. Immagino il volto di Donatello quando il teologo si sarà più o meno spiegato in questi termini. Come rendere quest'idea? Allora, vediamo un po' come funziona il genio di Donatello. Se noi osserviamo quest'aquila e così per esercizio mentale ce la immaginassimo ridotta del 20%, di fronte a noi avremo semplicemente un timido aquilotto, poco più che un pulcino bagnato. In realtà Donatello, per esprimere il concetto di potenza di un Vangelo che esce dagli schemi, che cosa fa? Ingrandisce l'aquila in maniera tale da farla uscire da questa cornice che rappresenta un po' una sorta di gabbia, una sorta di gabbia concettuale, gabbia teologica, e vediamo che infatti quest'aquila sta faticosamente in equilibrio, no? Con i suoi artigli fa fatica a stare lì su questo trespolo, e vedete che tiene anche insieme il Vangelo che è già uscito, è già in uscita, è un Vangelo in uscita. E allora vedete come il genio di Donatello mette a contrasto un'aquila estremamente potente, vigorosa e dinamica che non sta dentro con le ristrettezze appunto di una gabbia, e quest'aquila viene volando verso di noi con il Vangelo. Allora, qui siamo dietro l'altare maggiore della Basilica di Sant'Antonio e ci sono dei capolavori da Donatello, capolavori nascosti ai grandi fedeli che entrano in questa chiesa. Ce li può raccontare, Padre Paolo? Molto volentieri, e approfitto anche per mostrare come lavora Donatello. Mi riferisco soprattutto ai miracoli di Sant'Antonio. Qui Donatello utilizza la tecnica cosiddetta dello stiacciato, cioè di uno stile che utilizza pochissimo spazio per rappresentare le scene, quindi schiaccia molto le scene utilizzando in maniera assolutamente magistrale l'arte della prospettiva. In questo caso abbiamo la formella che racconta l'episodio della mula. Sant'Antonio, che appunto dopo la consacrazione dell'Eucaristia invita a inginocchiarsi la mula di un eretico che non crede nella presenza del Signore Gesù nell'Eucaristia, e la mula, dopo 3 giorni di digiuno, preferisce inginocchiarsi davanti all'Eucaristia piuttosto che mangiare della profumata biada. Questo è l'episodio. Donatello lo immette dentro uno spazio che lui gestisce virtualmente e virtuosissimamente attraverso le linee della prospettiva. Vediamo immediatamente che attraverso questi finti cassettoni
Donatello incastona la scena con vari personaggi, tra l'altro tutti quanti rappresentati in scala. Ma il genio di Donatello lo possiamo notare soprattutto da alcuni particolari che potrebbero sfuggire, e che sono le griglie che si intravedono appunto sopra i personaggi, le quali, grazie al gioco della prospettiva e al gioco del disassamento delle griglie, ci regalano su 2 mm addirittura un ordine di stanze. Non solo, ma attraverso le griglie si intravedono anche dei segni di mattoni, per cui dietro le griglie illusionisticamente Donatello ci dona anche l'impressione che esista un terzo ordine di spazi. Quindi su appena 2 mm Donatello ci regala 2 file di stanze. Quindi questo è davvero un grande genio della linea della prospettiva. Allora abbiamo visto all'interno della basilica, soprattutto dietro l'altare maggiore, ci sono dei capolavori del Donatello. Qui però c'è il capolavoro per davvero, diciamo, il miglior capolavoro che ha fatto all'interno di questa basilica il Donatello. Padre Paolo, ce lo vuoi spiegare? Sì, è quello meno noto, meno conosciuto. Questo rappresenta la deposizione di Gesù e io lo ritengo come il Requiem di Donatello, quindi potremmo immaginarci appunto delle musiche che lo accompagnano, tipo l'Ouverture del Requiem di Mozart, e qui vedere come il corpo di Gesù, che nel suo rigor mortis in realtà fa da spartito musicale per l'espressione del dolore di tutti i suoi amici che lo stanno deponendo in questo, in realtà è un altare, non è una tomba, è un altare della reposizione dell'Eucaristia. E il rigor mortis dà il ritmo alla scena, e vediamo che dove ci sono queste parti del corpo convesse, noi troviamo un amico, quindi c'è tutta la parte maschile che in qualche modo viene coinvolta, e invece dove ci sono le parti concave ci sono delle donne, sono le 3 più una Marie. E quindi questo è un requiem a 2 cori, e vediamo che questi 2 cori esprimono il dolore per la morte di Gesù in maniera molto diversa. Un dolore espresso al maschile, molto riserrato su di sé. Forse noi maschietti facciamo fatica ad esprimere il dolore con le lacrime, mentre qui vediamo le donne che sono molto libere, si sentono molto libere di esprimere il loro dolore sbracciandosi e urlando. E qui vediamo delle cose straordinarie che dal mio punto di vista anticipano addirittura l'espressionismo tedesco e norvegese di Munch. Guardate queste bocche, queste urla, che forse lo anticipano in qualche modo, e vediamo anche un'altra cosa straordinaria, questa figura di donna, che è la quarta Maria, che è la madre di Gesù, che non è più composta nello Stabat Mater sotto la croce, ma qui esprime il suo dolore, la sua disperazione, addirittura strappandosi i capelli. Credo che sia un unicum nella storia dell'arte. L'altra cosa straordinaria di quest'opera, che non è in bronzo ma è in pietra di Nanto dipinta, quindi in pietra molto tenera, appunto anche per ottenere l'effetto che ora spiegherò, qui Donatello supera addirittura se stesso. Se nello stiacciato esprime il massimo della sua capacità di controllo della linea, della forma, della prospettiva, qui il Donatello, il vecchio Donatello, l'ultra sessantenne, arrivato nel suo successo, addirittura si permette di abbandonare la propria cifra stilistica, la propria cifra artistica, per assumerne una nuova, espressionista, dove qui il dolore è talmente tanto, è talmente grande da esprimere, che addirittura fonde le forme che prima lui controllava in maniera così mirabile, ma le fonde tali per cui questi personaggi sembrano quasi delle statue di cera. E qui c'è tutto il dolore di Donatello, che riesce veramente a esprimere l'amicizia di questi personaggi nei confronti di Gesù e il dolore immane per la loro perdita. Da questo punto di vista allora abbiamo un altro Donatello, un Donatello nascosto, ma è forse il Donatello che apre anche tante porte all'arte moderna, anticipandola e anche regalando a noi anche una sorta di permesso di poter contattare il nostro dolore e di poterlo esprimere a questi livelli di drammaticità.
Sempre dietro l'altare maggiore della Basilica del Santo abbiamo il coro, che è davvero straordinario perché è bellissimo, con tutte le luci sopraccese, ci sono tutti quegli ornamenti lì. Ce lo può raccontare Padre Paolo? Sì, in realtà questo è, ahimè, il secondo coro, perché appunto per quanto sia bello in questa sua sobrietà settecentesca, in realtà è stato costruito così dopo il grande incendio del 1749 che ha mandato letteralmente in fumo un preziosissimo coro quattrocentesco dei fratelli Canozzi, che ahimè purtroppo abbiamo solo un lontano ricordo. Sopra il coro vediamo un ballatoio con tutte le rappresentazioni anche di strumenti musicali, perché fino al Settecento ospitava un'orchestra che accompagnava la liturgia tramite strumenti musicali da camera con il relativo coro. Poi c'erano anche due organi che poi sono stati distrutti e sostituiti dai due attuali che appunto accompagnano oggi la liturgia. Ecco, e appunto questo luogo, il coro, è il luogo della preghiera dei frati, quindi ha l'andamento anche di un coro monastico molto austero, ma che dà la sua solenne impressione e aiuta anche poi a raccogliersi in preghiera, sia durante la preghiera delle ore che anche la messa, per chi poi può assistere qui da questo luogo. Sempre all'interno della Basilica del Santo, sul lato destro dell'altare maggiore, abbiamo la cappella di San Giacomo. Sì. Ce la vuoi spiegare, Padre Paolo? Molto volentieri. Qui siamo tra l'altro poi dirimpettai alla cappella di Sant'Antonio, quindi siamo sul transetto, sul lato sud del transetto, e qui siamo in un mausoleo, quindi è in realtà una tomba di famiglia voluta dalla famiglia Lupi di Soragna. Qui siamo nel 1374-75, quando appunto la famiglia Lupi decide di prendere, diciamo, questo luogo e costruire appunto la propria cappella funebre familiare. Di fronte a che cosa? Di fronte al titolare della basilica. Chi erano questi Lupi? Bonifacio Lupi era uno dei luogotenenti della famiglia dei da Carrara, e lui è un capo militare, un uomo diplomatico, quindi un VIP, un vero VIP dell'epoca, un collaboratore stretto appunto della corte dei carraresi. Che cosa vuole rappresentare qui Bonifacio? Vuole rappresentare il prestigio della propria famiglia e anche il prestigio del capo, Francesco il Vecchio da Carrara. E a chi affida questa operazione comunicativa? L'affida a uno dei più grandi pittori dell'epoca, che è Altichiero, che insieme con Andriolo dei Santi, che era un architetto veneziano, insieme pensano questa struttura, questa architettura a servizio della pittura. E qui rappresentano che cosa? Le radici della famiglia Lupi, che addirittura vanno a ritrovare niente poco di meno che nell'Apostolo San Giacomo, cugino barra fratello cosiddetto del Signore, che dopo il martirio viene aviotrasportato su una barca da un angelo, dove esattamente a quello che poi sarà Santiago di Compostela, presso il castello della regina Lupa, quindi da qui il gioco di parole Lupa-Lupi, che in un primo momento, facendo resistenze, poi accogliendo questo santo, avvia appunto la tradizione, la devozione a San Giacomo, che tra le altre cose è anche patrono dei cavalieri, quindi con una fava ha preso due piccioni in realtà. Bonifacio Lupi che cosa fa allora? Attraverso questa leggenda riesce a dare fondamento e dignità e prestigio a tutta la sua famiglia, e attraverso poi le storie di San Giacomo si cala dentro il suo ambiente storico. Infatti nel registro sottostante vediamo che San Giacomo appare in sogno al re Ramiro, questo re francese, che il giorno dopo convoca la sua corte per decidere di andare a fare guerra contro i musulmani che tengono sotto scacco assediata la città di Clavico in Spagna.
Cosa viene rappresentato in quell'affresco? Viene rappresentata la corte dei Carraresi, chi partecipa dentro questa corte, chi viene celebrato? Beh, anzitutto viene celebrato il re d'Ungheria, con cui la famiglia dei Carraresi era in ottimi rapporti, e poi viene celebrata l'intera corte. Dentro questa corte infatti vedremo che oltre a Bonifacio Lupi e alla sua consorte sono rappresentati i due Francesco, Francesco il Vecchio da Carrara e Francesco il Giovane, quindi due uomini forti di Padova, e poi c'è anche il jet set culturale. Abbiamo addirittura l'ultimo selfie di Petrarca insieme con il suo segretario Lombardo della Seta. Quindi qui Bonifacio Lupi chiede appunto una celebrazione della Padova colta, della Padova potente, della Padova ricca, cose che poi si vedranno anche nell'altro capolavoro che è alle mie spalle, che è la Crocifissione, che è il capolavoro di Altichiero. E qui Altichiero ci dona che cosa? Ci dona due cose. Ci dona anzitutto una sacra rappresentazione della morte di Gesù, che insieme fonde elementi evangelici e elementi storici. Gli elementi storici di Padova, a partire appunto dall'esercito di cui lui è capo e responsabile, fino poi a tutta la manovalanza padovana, ma anche un po' all'alta moda padovana, e a tutti i personaggi evangelici che troviamo con l'aureola, ma troviamo anche poi i soldati che si dividono la tunica di Gesù. E l'altra cosa che ci regala Altichiero è una forma di contemporaneità. Anche noi facciamo parte di questo bellissimo affresco attraverso un trucco illusionistico molto semplice. Infatti Altichiero che cosa fa? Dipinge oltre alla scena anche una balconata, tra l'altro poi fondendo insieme le colonne che sostengono questa cappella. Grazie a questa balconata ci rende tutti spettatori e copresenti a questa scena. Per cui anche noi diventiamo parte di questo affresco attraverso questo trucco molto semplice. Quindi dalla parte di qua ci sono i fruitori, i devoti, che di volta in volta cambiano e arricchiscono lungo i secoli questa scena, e poi c'è tutta la scena che raccoglie e racconta anche tutta la Padova dell'epoca.